partecipazione. Porto i saluti del sindaco Elena Pavanni, impegnata in un altro appuntamento. È per noi ormai un momento tradizionale, ma molto importante. Importante per l'assessorato alla cultura, ma importante soprattutto per l'amministrazione della città di Bassano. È fondamentale ringraziare il dottor Pagliantini e tutto il suo staff, perché se possiamo essere in grado di presentare un'offerta così ricca è proprio grazie all'impegno costante che ogni anno viene messo insieme a questo tavolo di cui fa parte AVL, ANPI, 26 settembre, Istrevi, le ACLI e l'ANA. In un tavolo, e ringrazio anche il professor Tessarollo e Gianandrea Borsato che sono qui con noi questa sera, ci consentono di poter presentare dei temi importanti che è necessario passare ai nostri ragazzi. I nostri giovani hanno bisogno di formazione. La formazione li deve proiettare verso il futuro, ma è necessario che loro sappiano da dove siamo partiti. Bassano è una città importante dal punto di vista storico, ci auguriamo che possa esserci sempre questa libertà che ci siamo guadagnati e conquistati con tanto dolore. Domani è anche il giorno della memoria, per cui noi abbiamo pensato di iniziare, e ringrazio questa sera il professor Roberto Scevola dell'Università di Padova, che con origini, svolgimento e conseguenze del processo di Norimberga ci introduce in questo percorso che il 2 di febbraio vedrà la grande transizione, il 9 di febbraio Aldo Moro, il 16 di febbraio la questione arabo-israeliana, tema molto importante di attualità, il 23 di febbraio Pola, città perduta, il 1 di marzo la resistenza lunga, mercoledì 13 marzo l'Africa tra conflitti, recessione e declino politico e mercoledì 20 marzo Antonio Gramsci. Credo che sia fondamentale che un'amministrazione investa in cultura. La cultura porta conoscenza, porta senso di responsabilità e anche di condivisione e crea una comunità che ha dei valori profondi. Quindi io la ringrazio per questo suo importante passaggio di oggi pomeriggio e vi auguro buona serata, aspettandovi anche le prossime appuntamenti. Buonasera a tutti. Bisogna tenerlo vicino. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio il direttore della biblioteca, il dottor Pagliantini, che ho scoperto essere stato un mio compagno all'Università Cattolica di Milano e avere studiato nei miei stessi anni lettere, mentre io studiavo prima scienze politiche e poi giurisprudenza. Quindi abbiamo scoperto di avere vissuto quegli stessi anni insieme, quindi anche quelle sensazioni che era fine anni 80 e inizio degli anni 90. Ringrazio l'assessore e il comune per aver reso possibile tutto questo e mi complimento perché sono conferenze veramente bellissime con temi attualissimi. Mi hanno detto che sono cicli che vanno avanti da anni. Ho proposto al direttore anche di fare dei quaderni di questi cicli, cioè gli interventi riassunti in 10-12 pagine e fare una pubblicazione annuale in cui ci possa essere tutto. Il comune potrebbe magari, non costa molto, potrebbe anche eventualmente supportare un'iniziativa di questo tipo. E quindi è un onore per me aprire questo ciclo con un tema che sembra un po' sembrava passato di moda, adesso improvvisamente è tornato di moda, come se sapete, conseguenza di quello che è avvenuto, che sta avvenendo dall'anno scorso, prima la guerra tra Ucraina e Russia, adesso il conflitto in Medio Oriente. Però su questi temi ho visto le guerre in Medio Oriente, c'è una bellissima conferenza tra poco tempo, quindi certamente non è questo il mio ambito, è quello sul quale ho scritto un piccolo libro nel 2020, libro che nasce, ecco, che non vuole essere certamente un libro per i tecnici, vuole essere un libro per chi si avvicina a questo tema per la prima volta, anche perché vi
rendo noto che gli atti del processo di Norimberga ammontano a 41 volumi. Quindi 41 volumi, certo io non avrei potuto riassumerli in 150 pagine, scritte larghe anche. Però avevo un'ambizione di questo tipo. Quando mi hanno chiesto se volevo inaugurare una collana collaterale per il Corriere della Sera, cioè i grandi processi della storia, essendo io di Milano, in realtà insegno all'Università di Padova, ma sono di Milano, e viaggiando molto in metropolitana, in bus, continuavo a vedere, li vedevo tutti i giorni alla mattina presto, chi aveva questi enormi libri, volumi gialli, Grisham, no? Grisham è splendido, per carità, volumi di 500 pagine che andavano avanti a 10 pagine per volta, però, e forse non finivano mai. Allora, siamo prima del Covid, subito prima del Covid. Allora l'idea mia è stata: ma che bello che se al posto di leggere Grisham si potessero leggere dei volumi agili, scorrevoli, divertenti magari su certi punti, insomma non pesanti, che però informano e che suscitano poi la curiosità di leggere magari volumi tecnici, quindi libri forse un po' meno scorrevoli, ma più ricchi di dettagli. Cioè fanno sorgere quella curiosità che spesso non c'è. Cioè, adesso è chiaro che nel momento in cui vi dico questo sto pensando soprattutto ai miei studenti, ai studenti dei miei corsi, qualcuno è anche in aula oggi. Son contento che sia venuto, e che per la maggior parte del tempo sono un po' amorfi, ve lo confesso, sono un po' spenti. Invece io vorrei vedere in loro il fuoco della passione, cioè vorrei vedere la curiosità, la voglia di sapere. Perché vedete, ci si può poi schierare da una parte, dall'altra, si può combattere lancia in resta, ma bisogna sapere le cose prima. Bisogna che si studino, cioè non si possono assumere delle posizioni a prioristiche, possiamo dire di istinto, di pancia. Quando parliamo di storia, dobbiamo studiare, dobbiamo avere questa curiosità che ci consente di comprendere tutti i punti di vista, anche quelli che apparentemente paiono senza giustificazione. Perché qui siamo in un contesto di quale tipo? Qui abbiamo avuto la vittoria degli alleati contro quello che è stato comunemente detto il male assoluto, cioè il regime di Hitler, e che lo è stato. Dopo ci torno su questo punto. Attenzione però, per dire voi se siete il male, vuol dire che io posso poter dire che sono il bene. Su questo io non sarei così tanto certo, cioè uno storico sa che non c'è mai il bene assoluto e neanche il male assoluto. Sa che ciascuno ha delle ragioni e dei torti. Certo c'è un limite. Qual è il limite? Il limite è quello di cui parla Primo Levi se questo è un uomo, che viene scritto, pensate, nello stesso periodo in cui si svolge il processo di Norimberga, cioè viene scritto tra l'ottobre del 45 e il novembre del 45 e l'inizio di ottobre del 46, nello stesso periodo. E Levi scrive: un uomo resta un uomo, sempre, sempre. Quindi quello è il limite, quello senz'altro è il limite. Dopodiché processo al male da una parte o processo ai vinti dall'altra, perché c'è qualcuno che ha sostenuto, studiosi illustri, e questo è nient'altro che una sorta di rappresaglia dei vincitori contro i vinti, fatta ex post. Quindi vedete che i punti di vista non sono pochi, processo al male o processo ai vinti. Io vorrei uscire da questa logica, anche se veramente il processo di Norimberga segue eventi che nella storia non si erano mai visti, mai visti.
uno sterminio sistematico, così tecnicamente strutturato e tale per cui chi lo ha posto in essere sembra un uomo comune, un uomo normale, perché voi vi ricorderete il concetto della banalità del male di Hannah Arendt. Vi ricordate Eichmann? O avete studiato Eichmann? Avete in mente quest'uomo che sembra un burocrate grigio, inoffensivo, e a lui si devono milioni di morti. Quindi, vedete, la storia ha bisogno di essere studiata a fondo e dobbiamo essere curiosi. Senza la curiosità non si costruisce nulla. Nulla, e lo dico soprattutto a chi è un po' più giovane, ma per tutti. Ragazzi, non si smette di imparare finché si è in vita. La vita è una catena di conoscenze che si accumulano, per cui non c'è un tempo per lo studio e un tempo per il lavoro. Io sono curioso sempre, lo sarò fino all'ultimo giorno della mia vita, perché sono convinto che solo così posso costruirmi un pensiero. Un pensiero che non è al carro, non è dietro quello che pensano gli altri, è mio, un pensiero mio, un mio punto di vista. Poi può essere qualunque punto di vista, ma in questo modo non sono omologato, cioè non mi metto al traino di quello che pensano gli altri. È un mio punto di vista che mi sono costruito sulle mie letture, sui miei studi. Ora, detto questo, però, vedete cos'è questa foto? Cosa indica? Questa foto indica nient'altro che Berlino nell'aprile del 45. Cioè, questo è il risultato della guerra. Questo è il risultato della guerra che ha fatto 60 milioni di morti. 60 milioni di morti al mondo. Questo è l'esito. Le città della Germania, quasi tutte, sono ridotte in questo stato. È noto che dal 1944 in poi passa l'ordine che arriva dagli Stati Uniti e da Churchill di distruggere le città, costi quel che costi. E non serve neanche a molto, in effetti, perché sappiamo che la guerra è già avviata dove deve andare, è già persa per la Germania. Questo è l'esito della guerra. Questo è quello che certamente il processo di Norimberga vorrebbe evitare si ripetesse. Questo esito. Allora, però, certamente il mio compito non è quello di fare prediche, possiamo passare anche alla slide che segue, perché nel poco tempo che ho, un po' di informazioni su cos'è questo processo, come parte, come si svolge. Allora, le informazioni poi voi le potete trovare nel piccolo volume che è stato il risultato di una pubblicazione autonoma rispetto al collaterale al Corriere della Sera, per cui tutto era nato, i grandi processi della storia. Un volume in cui di informazioni ve ne do molte. Adesso cerco di darne qualcuna di massima, possiamo dire così. Innanzitutto, quando nasce l'idea di celebrare un processo di questo tipo? Attenzione, perché da questo punto di vista non è che non si fosse già pensato dopo la Prima Guerra Mondiale di processare coloro che erano considerati responsabili della guerra di aggressione. Chi? L'imperatore di Germania, Guglielmo II. Tanto è vero che l'articolo 227, se non vado errato, del Trattato di Versailles individua nell'imperatore di Germania colui a cui si deve la responsabilità dello scoppio della guerra. Colui che ha infranto, non rispettando i trattati, una serie di accordi e che ha portato l'Europa ad avere 18 milioni di morti nei 4 anni che seguono. Si individuano anche su quella base altri 800 presunti criminali di guerra e si attivano in Germania dei tribunali interni, che però in quanto tribunali interni non portano quasi a nulla. Il Kaiser peraltro va in
Olanda, scappa e resta e morirà lì all'inizio degli anni 40 e non verrà mai estradato perché l'Olanda non vorrà farlo, dirà che non ci sono gli accordi e quindi se ne resta lì. In sostanza però quell'esperienza fatta subito dopo la prima guerra mondiale, il tentativo quindi di processare i responsabili, i comandanti delle truppe in Germania, i politici, fallisce. Il primo tentativo sta lì. Poi dovete considerare che ci sono una serie di eventi storici. Nasce la Società delle Nazioni, che è un po' il progenitore dell'ONU, potremmo dire. C'è il Trattato di Ginevra del 24, c'è il patto Briand-Kellogg del 28. Il patto, guardate, questo è splendido, secondo me, su questo dobbiamo tornare dopo. Il patto che mette fuori legge la guerra. È la prima volta che capita questo, la guerra viene messa fuori legge. Qualche studioso oggi parla di momento in cui avviene la criminalizzazione della guerra, cioè la guerra diventa una questione di diritto penale. Questo patto del 28, concluso da chi? Dal ministro degli esteri della Francia, che era Briand, e dal segretario di Stato degli Stati Uniti, che era Kellogg, doveva essere in realtà un patto a due in funzione anti-tedesca, invece poi si allarga e viene firmato da 63 paesi, tra cui anche la Germania, l'Italia, il Giappone, firmano tutti questo patto che mette fuori legge la guerra e quindi in questo senso introduce come possibile crimine la aggressione. Guardate che è un fatto nuovo questo. Poi ci sono tutta una serie di altri trattati tra gli stati che si concludono negli anni che seguono e la violazione di questi trattati, come vedremo, sarà uno dei capi di accusa. Avere violato ai gerarchi nazisti verrà imputato di avere violato 64, anzi meglio, di aver commesso 64 violazioni di 33 trattati. Vedete voi un po'. Però il fatto nuovo qui qual è? Effettivamente quello della criminalizzazione della guerra. Perché vi dico questo? Perché dal 1648 in poi si era creato in Europa un sistema chiamato sistema di Westfalia, perché sono è la pace successiva alla guerra dei 30 anni, quindi i trattati di Münster e di Osnabrück, un sistema che secondo un grande studioso di diritto e di scienze politiche, che è stato Carl Schmitt, aveva dato luogo proprio a un sistema di relazioni tra gli stati, un ius publicum europeum, fondato sui rapporti tra i singoli stati e in cui tutto sommato la guerra era vista come un mezzo di risoluzione delle controversie, perché era un fenomeno naturale. Cioè la guerra tra gli stati viene visto come, se andiamo indietro col tempo, un fenomeno di ius gentium. Cioè ci sono delle situazioni in cui gli stati non si accordano e combattono. Non possiamo mettere fuori legge la guerra, perché la guerra è un fatto umano, è un fatto che riguarda gli stati. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna introdurre delle limitazioni. E guardate che un concetto di questo tipo è lo stesso concetto romano di bellum iustum, di guerra giusta. Attenzione, guerra giusta intesa in che senso? Non giusta dal punto di vista morale, etico, non combattuta per una giusta causa, ma combattuta secondo regole giuridiche. Iustum vuol dire conforme al ius, cioè a Roma, nella Roma antica, avevano creato un sistema che riguardava un po' tutti i popoli del
Mediterraneo, che era il mondo conosciuto, in cui una guerra era considerata giusta, cioè conforme agli ius, se si fosse combattuta secondo certe regole. Tant'è vero che il comandante che avesse vinto quella guerra non poteva celebrare il trionfo a Roma se non fossero state rispettate queste regole giuridiche comuni a tutti i popoli del mondo romano o del mondo sottomesso, comunque il mondo che rientrava nell'Occidente, ma comprendeva anche l'Africa, l'Asia. Quindi nel 1648 si pensa che, non potendosi impedire la guerra, si possa introdurre però delle norme che ne limitino gli effetti, e quindi si dichiara in un certo modo, certe cose non si possono fare, la guerra evidentemente non può essere preventiva, non può coinvolgere i civili. Si è convinti che non si possa cancellare il fenomeno guerra, ma che si possano porre dei limiti. Dalla prima guerra mondiale in poi questo sistema crolla. Questo sistema crolla paradossalmente, come dice Danilo Zollo in un bellissimo libro edito nel 2006, crolla perché ci si convince che la guerra sia un crimine. La guerra in quanto tale, cioè l'aggressione comporti l'integrazione di un crimine. Allora non c'è più un problema di limitazione della guerra, ma di eliminazione della guerra. E questo ha un effetto opposto, cioè quando si vuole eliminare la guerra si finisce per incentivarla. A qualcuno di voi verrà in mente Kant, verrà in mente l'idea della pace perpetua, l'idea, pensiamo un po' del pensiero politico dal giusnaturalismo in poi, cioè l'idea che tutto sommato come gli uomini concludono dei contratti, potrebbero contrattualizzare anche la politica, potrebbero applicare norme, come si applicano norme giuridiche alla compravendita, perché non applicare anche norme giuridiche alla guerra? Posso dirvi che secondo me è un sogno questo. È un sogno, ma un sogno, noi dobbiamo credere nei sogni, è un obiettivo tendenziale. L'idea della pace perpetua, del fatto che si eliminino le guerre. Dobbiamo crederci. Signori, se non ci avessimo creduto andremmo ancora col biroccio e non con gli aerei. Cioè, bisogna credere nell'impossibile, in quello che sembra essere tale, perché ci si avvicina in questo modo sempre più al possibile. Quindi quando parlo di sogno non lo dico con l'aria di disincantata del realista politico, quale un po' sono, perché la mia formazione quella è, ma non ce la faremo mai. È l'ottica di chi invece, soprattutto rivolgendosi alle generazioni più giovani che costruiranno il mondo nei prossimi anni, dice: credeteci, perché dobbiamo tentarci, dobbiamo tentare di creare un mondo in cui la guerra, se non si elimina, però non sia devastante, o i suoi effetti non siano come quella foto che abbiamo visto prima. Poi se non c'è, meglio, certo. Però dobbiamo tenere conto che questo sogno qualche effetto benefico può portarcelo. Allora, tutto questo per dirvi cosa? Che dalla prima guerra mondiale in poi, con la criminalizzazione della guerra stessa, pensate ai 14 punti di Wilson, pensate all'idea, cioè questo che voglio dire, che la moralità non è soltanto un fatto di singoli uomini. Esisterebbe, in base a una visione di questo tipo che è anglosassone, senz'altro, una moralità internazionale. Perché gli stati sono visti non più soltanto come strutture, ma come aggregati di uomini con a capo un singolo, un uomo. Quindi l'etica non può essere soltanto qualcosa che sta all'interno del singolo uomo, ma deve essere qualcosa che caratterizza anche le relazioni tra gli stati. I 14 punti di Wilson ne sono un caso.
da cui voi ricorderete il mito della vittoria mutilata, non ci hanno dato quello che dovevano darci, noi e siamo in un luogo sacro da questo punto di vista. Bassano è un luogo sacro, perché il sangue che è corso qui è tale per cui altro che medaglia d'oro, tutte quelle del mondo dovevano essere date. Però vedete, quello è il momento in cui, forse possiamo andare un pochino indietro, le convenzioni di Ginevra della fine dell'Ottocento e quelle che seguono poi. Ma con i 14 punti di Wilson abbiamo in mente quest'idea della moralizzazione del rapporto tra gli stati. Gli stati si devono comportare in modo morale, non possono aggredire altri stati. Se lo fanno è un crimine. E allora, se è un crimine, bisogna processare i capi di queste strutture. Ecco l'idea che sta dietro la prima impostazione del processo di Norimberga, che viene in mente a chi? Perché adesso dobbiamo entrare in medias res. Guardate, la prima persona a cui, il primo ente a cui viene in mente di processare quelli che stanno commettendo crimini è il governo polacco in esilio a Londra. Il governo polacco in esilio a Londra con altri governi, perché si ricorderà che alla fine del 40, nel 1940, i mesi vanno avanti e Hitler sembra non potersi fermare, perché ha conquistato il Benelux, ha conquistato parte della Scandinavia, ha conquistato ormai la Francia, quella se l'è pappata nel giro di un mese, quindi ormai sembra che non si fermi più, e cominciano a girare le voci di crimini commessi sui prigionieri di guerra e anche sulle popolazioni civili. Tenete conto che l'invasione della Russia deve venire ancora, al di là da venire, però la Germania già occupa la Cecoslovacchia, già occupa la Polonia, buona parte della Polonia, quindi da questo punto di vista questa spinta verso est c'è già, questo Drang nach Ost, questo stimolo a individuare il Lebensraum, cioè lo spazio vitale, a est. L'idea di Hitler è che dobbiamo sottomettere l'est perché tutto sommato siamo chiusi e lì dobbiamo trarre dall'Ucraina, dalle zone limitrofe, tutta una serie di risorse che ci servono per sopravvivere e per coltivare il mito del popolo guida, no? Ricorderete il mito del XX secolo, Rosenberg, il nuovo popolo che guida e guiderà per un millennio la storia del mondo. Cioè, perché ci sono queste idee girano allora, spero che non girino più oggi, spero, però allora girano. Hitler è convinto visto che glielo veste Rosenberg, questa cosa, di essere il mito del XX secolo, di essere quello che creerà una nuova civiltà. E la stessa Berlino, se ci pensate, viene costruita negli anni 30, dal 33 in poi, viene risistemata sulla base di questa logica da un signore controversissimo che si chiama Albert Speer, e che è una delle figure più controverse del processo di Norimberga e anche del dopo, perché a mio avviso l'ha molto fatta franca ed è tranquillamente morto nel suo letto nel 1980 o in quegli anni. Comunque l'idea è del governo polacco che si rivolge a Churchill. Allora, Churchill o dell'ignoranza della storia per quelli che sono diversi da lui, non per lui. Churchill, vi dico questo, è uno dei pochissimi che si era letto, tradotto in inglese in pochissime, rarissime copie, alla fine degli anni 20, il Mein Kampf, cioè il programma di Hitler, quello che lui aveva scritto dopo il tentativo di colpo di Stato di Monaco del 23 e mentre era in carcere. Il
carcere era un albergo assolutamente comodo in cui poteva fare quello che voleva. Ci ha passato 16 mesi a scrivere il Mein Kampf. Mein Kampf, se qualcuno volesse leggerlo oggi, sembra un libro pesantissimo, era diviso in due tomi, peraltro. C'è scritto tutto, c'è già scritto tutto. Nessuna cancelleria europea si è mai degnata di leggerlo prima della fine degli anni 30. Uno dei pochissimi che l'hanno letto è invece Churchill, che detestava il tedesco come lingua, perché parlava benissimo in francese, aveva una passione per la cultura francese. Il tedesco non lo sopportava, quindi si è letto il testo, una delle pochissime copie tradotte in inglese alla fine degli anni 20. C'è scritto tutto. Tenete conto che Churchill è stato sbeffeggiato dal 33 al 39 perché continuava a dire attenti perché Hitler è un pericolo. Veniva sbeffeggiato pubblicamente alla Camera dei Comuni come un guerrafondaio, uno che, come dire, semina zizzania, perché vi ricorderete che in Inghilterra prevale in quel periodo la politica dell'appeasement, l'idea ad ogni costo evitiamo la guerra. Dopo la conferenza di Monaco, il famoso discorso che fa la Camera dei Comuni nell'ottobre del 38, Churchill dice avete tentato di evitare la guerra, avrete la guerra e il disonore. Queste sono le frasi che dice, beccandosi gli insulti di tutti perché scoppia un moto, volevano espellerlo dalla Camera dei Comuni. È uno dei pochissimi che ha letto il Mein Kampf. Allora, mi torno indietro. Tenuto conto del Mein Kampf c'è già scritto tutto, quello che capita dopo. Il governo polacco si rivolge a Churchill perché sa che è sensibile a queste tematiche. Churchill coinvolge Roosevelt e se poi il processo si fa è soprattutto perché è Roosevelt che si mette in moto. Si mette in moto e riesce a mettere in moto, guardate voi un po', addirittura il ministro degli esteri dell'URSS, il signor Molotov. Siamo alla fine del 41 e Roosevelt chiede a Molotov, che vi ricordate era quello che aveva firmato il patto con Ribbentrop per l'aggressione della Polonia il 23 agosto del 39, dice: senti, fai un memorandum sul comportamento dei tedeschi. Ormai siamo alla fine del 41, dal giugno del 41 c'è l'invasione tedesca, c'è l'operazione Barbarossa che è partita, sulle violazioni dei diritti umani commesse dai tedeschi nei territori dell'Unione Sovietica. E quindi il primo documento di denuncia dei crimini commessi dai nazisti è di Molotov. È questo memorandum della fine del 41 che raccoglie un po' anche le informazioni degli altri governi dei paesi dell'est che sono in esilio a Londra. E su questo dobbiamo chiarire un punto. L'Unione Sovietica assumerà un atteggiamento verso il processo di Norimberga molto polemico, perché l'idea di Stalin è che è tutto tempo perso. È tempo perso. Bisognerebbe prenderli, metterli al muro, cosa che lui qualche volta fa anche, perché a un certo punto celebra un processo pubblico in piazza, 3 ufficiali dell'SS si giudicano in 7 minuti e sono messi al muro e tolti di mezzo. Quindi l'atteggiamento di Stalin sarà sempre molto diffidente, lui è convinto che sia tempo perso, bisognerebbe prendere 50.000 persone, lo dice anche alla conferenza di Teheran, prendiamo i 50.000 che hanno commesso questi crimini, togliamoli di mezzo e la cosa termina lì. Attenzione però, stiamo parlando dell'URSS che ha avuto 20 milioni di morti. Quindi l'atteggiamento dell'Unione Sovietica, che sembra sprezzante verso l'applicazione del diritto, bisogna leggerlo in controluce.
Certo che Stalin è preoccupato perché dice sì, anch'io ho usato questi metodi e i pogrom e le purghe staliniane. Certo che negli anni 30 le ho fatte anch'io queste cose, per cui mi imbarazza. Certo che ho concluso il patto con Ribbentrop per la spartizione della Polonia e la seconda guerra mondiale nasce qualche giorno dopo, e che ho imbarazzato tutti i partiti comunisti dell'Occidente, perché come improvvisamente ci troviamo alleati del diavolo. È vero questo, è vero che è imbarazzante la posizione dell'URSS da certi punti di vista, ma hanno avuto 20 milioni di morti. Quindi è chiaro che questa acredine che Stalin nutre verso Hitler, perché si sente tradito peraltro da Hitler, con cui pensava di qualche accordo di farlo, l'aveva fatto. Beh, Stalin ha un carattere poi piuttosto chiuso, per cui serba quel rancore che lo porta a chiudersi in casa, a non farsi vedere per giorni. Dopo il giugno del 41, cioè l'aggressione, il 25 giugno della Germania, di Stalin non si sa niente per qualche giorno. Ci è rimasto talmente male che si è chiuso in casa e nutre un rancore sordo verso Hitler, e l'astio poi sarà tale per cui dirà nella conferenza di Teheran: ma non perdiamo tempo, facciamoli fuori tutti. Churchill si arrabbierà tantissimo, abbandonerà il Brindisi, si chiuderà nella sua stanza, dice: io come inglese, tutore del diritto, non accoglierò mai una tesi di questo tipo. Ma bisogna comprenderlo, bisogna comprendere perché l'Unione Sovietica è così critica verso il processo in quanto tale. Poi si fa convincere, come giudice manda un generale, manda un collaboratore dello stesso Molotov, il quale poi farà la dissenting opinion nella sentenza, dirà: io non la penso come voi, fatemi scrivere perché poi le condanne, che non sono tutte condanne a morte, c'è qualcuno che viene assolto, c'è qualcuno che è condannato all'ergastolo, qualcuno a una pena temporanea, e il componente russo del collegio della corte dirà: bene, io sono contro questi vostri punti di vista, per me andrebbero condannati tutti a morte. Tant'è vero che la Corte si deve accontentare di 3 voti su 4 per le condanne, e lui invece scriverà nella sentenza, che è di 250 pagine, la dissenting opinion, cioè dirà: vi spiego perché io non la penso come voi. Quindi sappiate che le condanne poi che conseguono al processo sono prese con 3 voti su 4. Sempre, come scelta tecnica, come scelta di metodo. Ma questo, voglio dire, non deve fuorviare, non dobbiamo pensare che l'Unione Sovietica fosse contro l'applicazione del diritto, contro la... dobbiamo, o quantomeno dobbiamo metterci nell'ottica e quindi comprendere che chi ha avuto 20 milioni di morti forse un po' di astio ce l'ha, e quindi forse non crede tanto nell'applicazione della legalità e del diritto quanto pensa a metodi un po' più spicci. Si arriva finalmente alla conferenza di Londra, che è del gennaio del 42, in cui si decide di creare un tribunale penale internazionale militare. Questo è perché in quel momento si pensa a un tribunale di guerra. È il 13 di gennaio del 42. Una settimana dopo, il 20 di gennaio del 42, si svolge vicino Berlino, in un sobborgo. Io vivo 70% dell'anno a Monaco, e quindi sapete che tra Berlino e Monaco c'è un po' di rivalità. Io dico che Monaco è la più bella città del mondo, invece chi è sostenitore di Berlino sostiene il contrario. Allora, questo Wannsee è un sobborgo di Berlino in cui si tiene il 20 di gennaio del 42 una riunione in cui ci sono purtroppo i convitati di pietra, cioè quelli che poi al processo di Norimberga non verranno perché saranno morti. Cioè i 3 nomi, possiamo dire, a cui si imputa, anche se naturalmente il creatore di tutto questo è Hitler, l'idea della Endlösung, della soluzione finale, cioè dello sterminio degli ebrei.
I 3 nomi sono Himmler, Heydrich e Eichmann, che è la Longamanus, è quello che scrive, quello che prende nota. Perché vedete, in Germania durante i 12 tremendi anni del nazismo, l'amministrazione pubblica prende questo costume, scrivono degli atti lunghissimi, dettagliatissimi, in cui scrivono tutto, in cui fanno i nomi di tutti, per cui Eichmann è un po' il segretario, quello che prende nota, poi però è quello che applica anche. Allora questi 3, ma non sono presenti solo loro, concludono che la soluzione finale sarà lo sterminio del popolo ebraico, ma non solo del popolo ebraico, teniamo conto anche lo sterminio degli avversari politici, delle minoranze etniche, dei cosiddetti diversi, quindi pensate agli omosessuali, pensate al fatto che come gli ebrei si vogliono sterminare gli zingari, Rom e Sinti sono sullo stesso piano degli ebrei, vanno sterminati. Poi noi potremmo chiederci, ma questo è oggetto di una conferenza diversa, non di questa, perché in Germania c'è questo livore antisemita? Da dove arriva? Ma perché quest'idea che tutti i mali del mondo si concentrino in quel certo popolo o quei certi gruppi? Perché? Allora qui dovremmo fare un'analisi che va indietro all'800 ancora. Però vedete, io ho la sensazione che il livore cresca tra le due guerre perché in Germania ci vuole un capro espiatorio. Bisogna prendersela con qualcuno. Bisogna prendersela con qualcuno, ci vuole l'hostis, ci vuole il nemico a cui imputare le cause della sconfitta. In Germania si erano fatti questa strana idea che la Germania del Kaiser fosse crollata per una pugnalata nella schiena, perché i comandanti, perché l'alta finanza avessero fatto un complotto che aveva fatto perdere la Germania. Questo è un complotto ebraico. Ecco che bisognava spazzarli via tutti. Hans Frank, che è il boia di Cracovia, è come dire, è quello che coordina i campi di sterminio peggiori, Auschwitz, Treblinka, Birkenau. Lo dice in modo chiaro: dobbiamo uccidere gli ebrei e togliere di mezzo ovunque siano. A me suonano sinistre queste frasi, ma qualunque siano ebrei, però è convinto di questo. Vanno sterminati tutti, non perdiamo tempo. Dice a Berlino non perdano troppo tempo con le formalità, sterminare tutti. Pensate. Poi Frank sarà anche l'unico che si pentirà e dirà non ci vuole neanche un millennio perché ci perdonino delle nostre colpe, però è un pentimento tardivo e anche forse anche sincero, perché lui sa benissimo che lo condanneranno a morte, però è fuori tempo massimo. Allora, con la conferenza di Wannsee si stabilisce la soluzione finale. Perché c'entra? Perché entriamo nella fase in cui cominciano i crimini peggiori. Pensate che poi i crimini peggiori sono commessi dal 1943 in poi. Quando in Germania si sa che sarà persa la guerra, allora si accelera la soluzione finale. Ma il momento in cui si stabilisce finalmente che ci sarà un processo è la conferenza di Teheran del novembre del 43, fine del novembre del 43, anche perché quella, storicamente, pensiamoci, è la prima occasione in cui Roosevelt, Churchill e Stalin si incontrano de visu, si incontrano in faccia, si vedono in faccia. Prima erano stati ministri degli esteri, prima erano stati altri, o ce n'erano un paio, e lì sono tutti e tre, si incontrano a Teheran nella ambasciata sovietica, si trovano lì e concludono allora, fine di novembre del 43, che il processo si farà. Roosevelt e Stalin ci scherzano sopra un po', cioè si arrabbia tantissimo, ma alla fine convince Stalin che è il caso proprio di farlo. Certo, bisogna attendere la fine della guerra. Bisogna attendere la fine della guerra
e quindi bisogna attendere l'ottobre del 45, perché non è che la guerra finisca in ottobre del 45, Hitler, vi ricordate, muore il 30 di aprile del 45. Hitler muore. Ragazzi, dico così perché è come se avessi i miei studenti in aula. Hitler muore. Gli ultimi studi fatti sul pezzo di cranio di Hitler che è a Mosca, subito prima del Covid, provano effettivamente che quello è suo e che lui si è tolto la vita con il cianuro, non si è sparato. Quindi tutti i miti di Hitler che scappa nell'America del Sud, si rifà una vita, pare che siano definitivamente passati in cavalleria. Perché è bello pensarlo, no? Vediamo le trasmissioni in TV, si è rifatto una vita, poi tanti scappano, certo, pensate a Eichmann, pensate a Mengele, tanti riescono, perché c'è un'organizzazione che li fa scappare. Pensate, uno dei personaggi che guidano questo sistema per mettere in salvo i gerarchi di Hitler è il vicario della diocesi di Bressanone. Cioè all'interno della Chiesa cattolica c'erano dei filoni, purtroppo chiaramente isolati, che cercavano di mettere in salvo i gerarchi di Hitler. E qualcuno scappa nell'America del Sud e vive soprattutto in Paraguay, perché lì c'è, vi ricordate, il dittatore che è di origine tedesca, che è Stroessner, che sta lì per 35 anni e che se lì accoglie tutti. Qualcuno va in Argentina, qualcuno va in Brasile, però stanno lì. Qualcuno va, qualcuno riesce a fare. Hitler no. Bormann forse. Allora, il senso comunque, chiudo la parentesi, Hitler è effettivamente morto nell'incendio del bunker, hanno incendiato il suo corpo. Ecco. Allora, dobbiamo attendere l'ottobre del 45. Perché la sede è Norimberga? Perché? Qui c'è un altro scontro, perché l'Unione Sovietica dice no, è Berlino la sede deve essere quella, perché Berlino era la capitale del Terzo Reich, perché Berlino è sotto il nostro controllo. Berlino è occupata, vi ricordate, dall'Unione Sovietica. Litigano tra di loro perché Monaco viene occupata dagli anglo-americani, però Stalin dice però a Berlino arrivo prima io. Quindi fa fermare le truppe degli inglesi e degli Stati Uniti, che erano un po' più avanti dal punto di vista dello spostamento, perché vuole entrare lui per primo, issare sul palazzo della cancelleria, no, ci sono le immagini, la bandiera rossa. E quindi gli si consente di farlo. E dice no, adesso però dobbiamo farlo a Berlino. Quantomeno perché ho avuto 20 milioni di morti, quindi ho una stock option. Ho avuto 20 milioni di morti, potrò scegliere la sede, Cioè, mi avete imposto di fare questo, almeno fatemi scegliere la sede. Però su questo si consuma uno scontro, perché Berlino è in mano russa, Monaco è l'altra chance, ma è in mano anglo-americana. Bisogna trovare insomma una via di mezzo. Norimberga, perché? Perché Norimberga no, ha un valore simbolico enorme. Le leggi razziali del 35, le adunate oceaniche che Hitler aveva cominciato a fare con gli iscritti al suo partito, con le marce che continuano per tutti gli anni 30, no? Avete visto in televisione, nei filmati, queste cerimonie organizzate in modo scientifico che si svolgevano a Norimberga. E c'è un terzo aspetto, però. Norimberga è una delle città che tutto sommato si sono un po' salvate dai bombardamenti, perché sono rimasti in piedi 110 palazzi, che è quasi un record. Ecco perché allora quella è la sede, viene scelta come sede. Attenzione però, la sede ufficiale rimane Berlino, tant'è vero che la prima seduta del tribunale si svolge là.
e dalla seconda in poi invece la corte si sposta su Norimberga e si va avanti poi su quella sede. Teniamo conto di questo, quindi è importante il valore simbolico. Le leggi del 35 anti-ebraiche, le prime leggi sulla razza scopiazzate da Mussolini poi nel nostro paese qualche anno dopo, le manifestazioni. Hitler aveva 2 posti in cui faceva queste adunate, a Norimberga e poi dietro casa mia a Monaco, cioè a Königsplatz, altro posto enorme, un grande spiazzo in cui riuniva non 1 milione di persone, ma almeno 100.000 sì. Quindi erano i 2 posti. Viene scelta Norimberga e finalmente si parte. Però ecco, dobbiamo soffermarci su questo, chi viene tradotto davanti alla corte e da chi è composta la corte. Allora tenete conto che, e qui possiamo girare, abbiamo da dire questo: il responsabile della pubblica accusa è scelto dagli Stati Uniti, che sono quelli che più hanno insistito il processo per farlo, ed è Robert Jackson, detto Justice Jackson. Justice sia perché è ultra noto ed è visto come un simbolo di giustizia nel suo paese, sia perché, e bisogna dirlo, i componenti della Corte Suprema, e lui lo era, si avvalgono di questo soprannome Justice. Justice per dire, come dire, esprime il rango più alto della giustizia, quindi non solo come giudizio di valore, anche come epiteto che si dà a chi fa parte della massima corte, della corte più alta degli Stati Uniti. Jackson viene scelto da Truman, perché nel frattempo Roosevelt nell'aprile del 45 muore, e entra in scena il suo vice che è Truman, e Truman gli dà carta bianca, dice va bene, sistema tu come meglio credi. Il sistema tu come meglio credi che cosa vuol dire? Vuol dire raccogliere le prove, vuol dire convocare i testimoni, vuol dire garantire un diritto di difesa anche agli accusati. Cioè l'idea è quello di svolgere il processo secondo il metodo del common law, secondo il metodo anglo-americano. Principio accusatorio, cioè la parità delle parti. La prova che si forma nel dibattimento, non che viene portata prima, no? Noi facciamo un discorso giuridico nostro. Noi abbiamo avuto fino al 1993 nel nostro paese il processo inquisitorio, in cui c'era il PM che portava già tutte le prove. Cioè il PM in realtà c'era il giudice istruttore, qualcuno se lo ricorda, perché in realtà il catalogo delle prove veniva fatto prima, tutto chiuso, bello e fatto, e veniva portato poi davanti alla corte. La difesa accoglieva tutto questo con una certa difficoltà, perché doveva poi smontare in blocco il castello, la struttura dell'accusa. Dopo il 1993 cambia il codice di procedura penale nel nostro paese, si passa al sistema accusatorio, cioè quello anglosassone, la parità delle armi. La prova si forma nel dibattimento e la stessa difesa può svolgere delle indagini difensive. Quindi la prova non nasce prima ed è una scatola chiusa, si forma per effetto degli interrogatori, dell'incrocio, perché il teste viene sentito prima dall'accusa e poi dalla difesa, e le prove sono solo quelle che si formano nel contraddittorio. Ora, che poi sia stato veramente così, sappiamo che non è stato veramente così, ma non è stato così neanche a Norimberga, perché è chiaro che gli alleati portano tutto loro. E una delle critiche, tra poco vedremo, che viene fatta dai difensori dei gerarchi è un po' sbilanciato il processo, perché avete portato tutto voi.
avete portato le prove, i giudici, i testimoni, avete fatto tutto voi, e noi? Cioè la parità delle armi viene messa in dubbio da questo punto di vista. Fatto sta che davanti alla corte siedono chi? Purtroppo non tutti quelli che avrebbero dovuto, perché Hitler non c'è, Himmler non c'è. Himmler in realtà era stato catturato anche, riuscito nell'agosto del 45 ad avvelenarsi con il cianuro ad Amburgo, mentre era sotto custodia. Non c'è Bormann. Bormann è il segretario personale di Hitler. Purtroppo non c'è neanche lui, e su Bormann ci sarebbe molto da dire, su cui molto si discute, perché forse è uno che è scappato nell'America del Sud e poi ne hanno riportato il teschio in Germania nel 72, ma è una storia complessa che vi racconto nel libro, se qualcuno poi se la vuole leggere. Quindi mancano dei pezzi da 90. Non c'è Heydrich perché è morto in un attentato a Praga nel 42. Non c'è Eichmann che è scappato in America del Sud. Quindi vedete che qualche pezzo da 90, anzi i principali pezzi da 90 mancano. Sono comunque 24 coloro che vengono portati davanti alla corte, e ci sono Göring e Hess, cioè i due vice-Führer, diciamo così, quelli che in tempi diversi sono stati il numero 2. Prima Hess, c'è tante cose da dire, no? Quello che va in Inghilterra, scappa, poi torna, sembra smemorato, ci sarebbe molto da dire, ma non abbiamo il tempo per farlo. Göring, che dall'inizio, sia Hess che Göring, considerate che sono sostenitori di Hitler praticamente dal 1923. Per esempio Hess ha la tessera del partito nazista numero 16, mentre Hitler aveva la tessera numero 7. Quindi per dire che erano, come dire, fin dalla prima ora, no? Chi dalla prima ora aveva coltivato queste idee. Ci sono Göring ed Hess. Poi ci sono i comandanti delle forze armate, i signori della guerra. E qui ci sarebbe da dire qualcosa, perché guardate, le forze armate, soprattutto l'esercito, non ha mai avuto nessuna simpatia per Hitler, perché è la tradizione prussiana, perché è come dire, l'onda lunga dell'impero, il Kaiser, quindi ha una formazione culturale che non consente di sposare le idee di Hitler. Però Hitler è stato visto nel 1933 come l'uomo dell'ordine, l'uomo d'ordine. Queste cose dell'uomo d'ordine dovremmo togliercele dal cervello noi. È stato visto come l'uomo d'ordine, quello che riesce nel caos di quel periodo post 1929, post crisi di Wall Street, crisi politica enorme e anche crisi sociale enorme in tutta Europa. Ecco, l'uomo dell'ordine. Abbiamo bisogno certe volte degli uomini dell'ordine noi, ma l'ordine dobbiamo farcelo noi nella nostra mente, che è meglio. Era l'uomo d'ordine, per cui l'esercito vede in lui la possibilità di servirsene, e poi magari ce ne liberiamo tra qualche tempo. Hitler sarà pazzo finché volete, ma è tutt'altro che stupido. Vediamo di intenderci. Perché è molto lucido. Se nel Mein Kampf ha già scritto tutto quello che avrebbe fatto 20 anni dopo, è assolutamente lucido da questo punto di vista. Poi ci sono, quindi possiamo dire, Keitel, Jodl, cioè i comandanti delle truppe. In realtà, se pensiamo invece alla Marina e all'aviazione, sono più simpatizzanti di Hitler, perché il comandante dell'aeronautica è Göring, quello che guida il bombardamento dell'Inghilterra, è lui. Poi le cose vanno male, fallisce e lo mettono un po' in un angolo. Il comandante della Marina invece sarà il successore di Hitler. Hitler nel testamento designa come Reichsführer, come successore suo, Karl Dönitz, che era il comandante della Marina. Quindi diciamo che la penetrazione
nazista nella marina e nell'aviazione è più intensa rispetto all'esercito, da cui usciranno chi? I congiurati del luglio del 44. Stauffenberg, il tentativo del colpo di Stato, di uccidere Hitler e di fare un colpo di Stato, nel 20 luglio del 44 escono da quelle strutture, dall'esercito. Era già pronto il nuovo governo. Io ho detto al direttore, siccome mi sto occupando proprio dell'opposizione al nazismo dal 38 al 45, magari l'anno prossimo ci rincontriamo e vi dico che cosa ho scoperto su queste cose, perché sono cose veramente nuove che in Italia si sanno poco. C'è un'opposizione al nazismo che non è un movimento di popolo, è chiaro, dal 38 in poi. E sto facendo degli studi appositi su questo, su materiale non noto nel nostro paese. Allora, poi ci sono i componenti del governo, ci sono gli artefici dello sterminio, cioè quelli che anche ideologicamente, vedasi Rosenberg, hanno posto le basi. E sono inutile che passiamo tutti i nomi, non è il caso. Però guardate, come sono scelti? Perché questo ci interessa. Come sono scelti? Un po' a caso? No. Jackson è un funzionalista americano, per cui dice dobbiamo partire dagli apparati. Ne individua 8, che sono questi, cioè il governo, il partito, poi le SA, le SS, il servizio, il SD, cioè il servizio segreto, la Gestapo, e poi i 2 vertici delle forze armate, cioè 8 apparati, e sceglie i capi, e i capi di questi 8 si sanno chi sono, cioè voglio dire, quindi la scelta non è fatta per caso, si parte dagli apparati, e quindi la condanna poi innanzitutto sarà per 6 apparati su 8, e la scelta dei soggetti fisici è molto semplice, perché si prendono i leader di questi apparati. Questo è il metodo che usa Jackson per selezionarli, non è che li va a prendere a caso, ci voleva evidentemente un metodo. La composizione della corte com'è? Beh, è chiaro, la composizione della corte è fatta da 4 giudici che appartengono alle 4 potenze che hanno vinto, perché guardate, non si sa come, non si sa perché, però anche la Francia è considerata una prepotenza che ha vinto. Bisognerebbe studiare la storia francese. I francesi sono stati molto più furbi di noi, però sicuramente la Francia era stata sconfitta nel 40, cioè aveva titolo per stare comunque tra gli alleati. Però vi ricordate che in Francia si era creato il governo di Vichy, si era creato un governo filo nazista, che la Francia libera di De Gaulle combatte nelle colonie, sta nell'Africa del Nord, cioè sarebbe molto da dire. La Francia comunque è considerata una potenza che ha vinto, e quindi esprime un giudice, come il giudice inglese, come gli inglesi, come gli Stati Uniti e come la Unione Sovietica, che manda un generale. La corte è denazionalizzata, cioè c'è una sorta di fictio. Questi è chiaro che appartengono ai 4 paesi che hanno vinto. Però mentre la accusa è nazionale, nel senso che sono uno, ma poi tanti, sono tanti in realtà, perché ci sono i sostituti, quindi uno per ogni paese di quelli che hanno vinto, si fa finta che i giudici siano neutri, non appartengano agli stati, appartengono a una fascia neutra. Si parla di denazionalizzazione dei giudici. Certamente qualcuno storce il naso, e comunque sono espressi dalle potenze che hanno vinto, ma anche su questo qualche parola possiamo dirla dopo. Il presidente della Corte è inglese, malgrado chi ha visto il film con Alec Baldwin del 2000 sul processo di Norimberga, si rende conto che il giudice espresso dagli Stati Uniti, come dire, fremeva perché voleva fare lui il presidente, invece lo fa Lawrence, che è il giudice inglese, e come inglese un po', come dire,
inglese anche nei modi, si scompone poco. Allora, vediamo di intenderci però, perché non voglio, siamo già alle 7 meno 20 e bisogna dare anche spazio a interventi, chiaro. Però vorrei chiudere così: i capi di accusa e le critiche che i difensori dei gerarchi stessi fanno, perché è stata data la possibilità ai gerarchi di assumere degli avvocati anche molto molto bravi. Allora, i capi di accusa sono 4. Primo capo di accusa è il complotto, cioè l'avere in sostanza organizzato tutto un piano per creare una potenza assoluta e soggiogare l'Europa attraverso la guerra. E questo accusa di cospirazione troverebbe fondamento nel Mein Kampf, ma soprattutto in un documento poco noto, i protocolli di Osbach. Che cosa sono? Questo signor Osbach, un conte, 5 novembre del 37 si trova con i capi delle forze armate, con il ministro della difesa e il ministro degli esteri, con Hitler, a fare la pianificazione della guerra. L'inizio della guerra sarebbe dovuto essere il 1943. E il piano prevede esattamente la conquista dell'Austria, della Cecoslovacchia, della Francia, tutto quello che è stato. Questa riunione si tiene il 5 novembre del 37 e per la Corte questo è il momento iniziale della cospirazione per conquistare il mondo e creare una potenza assoluta che lo domini. Per cui c'è come dire, queste cose, quest'idea del filo rosso. No, non di tanti atti di aggressione sparsi, ma di un trait d'union tra questi atti, quindi di un complotto contro la libertà del mondo. E questo è il primo capo di accusa. Poi c'è quello che forse più è interessante, i crimini contro la pace, cioè l'idea, come vi ho detto prima, della criminalizzazione della guerra. L'aggressione è un crimine. La guerra con cui Hitler ha aggredito dall'Austria in poi, adesso non facciamo tutta la storia, integra una serie di crimini contro la pace. Pace che era diventata il valore più alto, nel senso che la guerra era stata messa fuori legge da una serie di trattati, per cui mi interessa dire qualcosa sul patto Briand-Kellogg di cui abbiamo detto prima. Perché? Perché questo patto Briand-Kellogg, il contenuto, cioè l'articolo 1 e il 2, stanno alla base del nostro articolo 11 della Costituzione. Guardate quello che dice: l'Italia ripuglia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e poi va avanti. Da dove è stato tratto? È stato tratto dall'articolo 1 e 2, se lo vogliamo vedere, del patto Briand-Kellogg. Perché, vedete, l'articolo 1 dice le alte parti contraenti, sono 63 stati, dichiarano solennemente in nome dei loro popoli di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali, che è quasi lo stesso testo versato poi nell'articolo 11. Non era passato poi tanto tempo, la Costituzione che comincia a scrivere nel 46, insomma, sono passati 16 anni, neanche poi tanto. E quindi poi la soluzione di queste controversie non potrebbe essere trovata se non in mezzi pacifici. Quindi vedete, questo è se uno volesse andarsi a fare uno studio sulle origini dell'articolo 11 della Costituzione, deve partire dal patto Briand-Kellogg, da questi due articoli. Questo patto però ha dei limiti, perché manca l'indicazione delle sanzioni per chi contravviene. Abbiamo detto la guerra viene messa fuori legge e chi la fa? E non si prevedono sanzioni se non di tipo economico, politico, ma non c'è la sanzione del tipo: aspetta che adesso ci coalizziamo tutti contro di te, facciamo un gruppo interforze per fermarti. Non ci sono le sanzioni.
Non vale per i paesi che non lo firmano o che ne escono poi, perché la Germania esce, l'Italia esce negli anni 30. Anche se su questo vi dico, nel diritto internazionale c'è una discussione tuttora, perché anche se io un trattato non lo firmo, ma quel trattato dura molto, molto a lungo nel tempo e lo firmano in tanti, c'è questa tesi per cui vale anche per chi non lo firma. Questo è il diritto internazionale consuetudinario. Se il trattato anche non è firmato da tutti, ma è diuturno, cioè dura nel tempo, e lo firmano in tanti, vale anche per quei pochi che sono rimasti fuori. Questa è una tesi su cui si discute tuttora, si discuteva allora e si discute tuttora. Soprattutto viene fatta salva, perché non si dice nulla su questo, viene fatto salvo il diritto di rappresaglia. C'è lo Stato attaccato che, come dire, come una forma di legittima difesa, a sua volta attacca. E questo è un problema molto concreto, direi, oggi. Però nel patto Bianchello non si dice nulla. Cioè, questo implica che ci sia il rinvio al diritto consuetudinario che dice che la legittima difesa tra gli Stati è ammessa. Il problema quale sarà? Guardate che è un problema, guardate che stiamo parlando dell'oggi. La proporzionalità tra difesa e offesa. Vedete com'è? È un problema tangibile oggi. E purtroppo nel patto Bianchello non se ne parla e resta in vigore quello che la consuetudine dei rapporti tra gli Stati aveva affermato fino a quel momento e che si continua a dire ancora oggi. Perché non dovete pensare che sia quello un diritto fondato solo sui trattati, è fondato in larga parte sulla prassi. Poi ci sono i crimini di guerra. I crimini di guerra sono quelli condannati dalle convenzioni di Ginevra, dell'Aia, è molto noto. Tra questi, una parola sola, anche lo sfruttamento della manodopera per fini bellici. Cosa ci fa venire in mente questo? I nostri uomini e le nostre donne portati in Germania per lavorare nelle fabbriche, per produrre. Questo è un crimine di guerra. E qui entriamo un po', è un po' scabrosa la cosa, perché nel 1942 diventa ministro degli armamenti un insospettabile Albert Speer, che era l'architetto di Hitler. Aveva fatto Berlino, aveva vinto l'esposizione internazionale di Parigi del 1937, era il più grande architetto del mondo, un archistar, si direbbe oggi. Gli danno l'incarico e rapporti molto stretti con Hitler, uno dei pochissimi che parla a lui senza passare attraverso il segretario, attraverso Bormann. Hitler gli dà l'incarico di produrre le armi in un momento critico, perché le cose dopo Stalingrado vanno male. Speer si mette d'impegno e con l'aiuto di un altro del suo vice, si chiama Sauckel, e che è condannato anche lui a morte poi. Speer no, però. Speer è condannato a 20 anni di carcere. Riescono a mettere insieme 5 milioni di uomini per aumentare la produzione bellica nel momento in cui la Germania sta già perdendo di circa il 40%. E quindi assoggettano a condizioni bestiali di vita 5 milioni di persone prese apposta per lavorare nelle fabbriche in Germania e per produrre le armi. Poi Sauckel viene condannato a morte, Speer invece si salva, gli danno 20 anni di carcere. Perché? Perché Speer è quello più critico durante il processo verso Hitler e perché Speer effettivamente aveva tentato di fare fuori Hitler. Qualcuno si ricorderà che negli ultimi giorni del bunker, attraverso il gas, attraverso un camione del gas, voleva avvelenare Hitler e aveva tentato di farlo senza successo, salvo poi riconciliarsi con Hitler che lo tratta come un figlio
Signor Speer poi dopo la seconda guerra mondiale va in giro a fare conferenze come se niente fosse. Questa è una grossa pecca del processo di Norimberga. E poi i famosi crimini contro l'umanità, il genocidio, la Shoah, la soppressione dei gruppi etnici, degli avversari politici, del popolo ebraico in specie. I crimina iuris gentium, quelli che violano i diritti inalienabili e imprescrittibili dell'uomo. Domanda che faccio a voi: ma secondo voi per punire questi crimini c'è bisogno di una preesistente legge o sono violazioni talmente gravi che, come dire, si impongono da loro stessi? C'è bisogno di una legge che dice che quelli sono crimini? No, ve lo chiedo perché adesso ci andiamo su questo tema. E quindi per la prima volta il genocidio è inserito tra i crimini contro l'umanità e poi i processi che si faranno dopo Norimberga saranno fondati sostanzialmente su questo tipo di crimine. I processi da Norimberga a Baghdad, quelli fatti insomma poi negli anni che seguono. E a questo punto voi direte, con questo magari cerco anche di chiudere, ma come si difendono gli indifendibili? Come si difendono i gerarchi di Hitler, da Goering a scendere? Hess è un po' fuori di testa. Hess, mentre c'è il processo, si legge le favolette bavaresi. Ogni tanto ride per i fatti suoi e gli danno dello stupido, perché dice questo ride per i fatti suoi. Hess invece è tutt'altro che stupido, anche su questo dovremmo dire. Però l'avvocato più importante è quello di Goering, si chiama Otto Stammer, non è nazista per niente, non ha mai rivestito cariche pubbliche, neanche assunto la tessera del partito, ma il diritto di difesa è inalienabile, anche il peggior criminale del mondo ne ha diritto. Anche l'assassino più efferrato ha diritto a una difesa tecnica, ve lo dice un giurista. Un conto è la verità storica, un conto è quella giuridica, però anche il personaggio più condannabile della storia ha diritto a qualcuno che in contraddittorio non ne difenda le scelte, ne inquadri esattamente dal punto di vista giuridico le responsabilità. Allora l'avvocato di Goering si chiama appunto Stammer e avanza 3 eccezioni. Che cosa dice? Parla per un quarto d'ora, parla il 20 di novembre del 45, all'inizio, poi parlerà poco. Dice, ma innanzitutto la giuria non è imparziale, non lo è perché avremmo voluto giudici, dice lui, della Svizzera o della Svezia, cioè quelli che non hanno preso parte alla guerra, o tutt'al più una giuria composta per metà da giudici tedeschi. Metà e metà, perché non è neutra, quindi l'imparzialità del giudice non c'è, al che chiaramente gli viene risposto da Jackson che non è che se si fa un processo alle spie nella corte ci deve essere qualche spia, o se facciamo dei processi ai ladri ci deve essere una rappresentanza dei ladri. Questo era un appunto mosso da un giurista inglese. Un ladro non può, vi ho scritto, lamentarsi per essere giudicato da una giuria di cittadini onesti. Quindi non è che non funziona proprio così. Questa è, perché il punto qual è? Se la corte non è equa, allora già il processo cade. La corte deve essere neutra, ecco, l'imparzialità, la terzietà del giudice. Se il giudice non è terzo, allora non possiamo parlare neanche di un giusto processo, perché Jackson è convinto, applicando il sistema anglosassone, che valgono le regole del due process of law, il giusto processo, cioè quello con la parità delle armi, col contraddittorio, con le prove che si formano nel dibattimento e via così. Qui non è giusto come processo, giusto nel senso della correttezza. Però questo volendo si supera.
Ma c'è un'altra critica che è difficile da superare, quella per cui quella che si riassume nel Broccardo: nullum crimen, nulla pena sine legge. Cosa vuol dire? Cioè non ci può essere crimine, non ci può essere pena se non è fissata da una preesistente legge. Cioè, se vogliamo penalmente punire un comportamento, la legge deve preesistere, quindi è vietata c'è un divieto di retroattività nella legge penale. Se io sono qui con voi oggi e domani introduco una legge che dicono che è reato essere stato qua, questo è un residuo di barbarie, non sarebbe al di fuori di qualsiasi principio di civiltà. Io devo sapere quando vengo qua se commetto del reato o no, devo saperlo prima, e il giudice deve essere un giudice naturale precostituito per legge, giustamente l'articolo 25 della Costituzione nostra, 25 se non erro. Quindi il fatto che si precostituiscano prima i fatti di reato implica che ci sia un giudice naturale precostituito per legge che esercita la giurisdizione. Se questo manca tutto e la giurisdizione viene meno e il processo non si può fare. Questo dice Jackson. Sarà vero? Sarà vero che i gerarchi sono giudicati per fatti non puniti quando erano stati commessi? Per cui non esisteva una legge che li considerava reati nel momento in cui sono stati effettuati? È vero fino a un certo punto, nel senso che Jackson dice: ma come? La Convenzione di Ginevra, la Convenzione dell'Aia, il Trattato di Versailles, il Trattato di Ginevra, il Patto Bianchello, i trattati tra gli Stati. Non è vero che non esistono norme che vietavano certi fatti, certi comportamenti. E se non ci sono norme che vietano il genocidio, non ci possiamo lamentare, cioè, Steinman non si può lamentare di questo, perché comunque esistono dei diritti inalienabili dell'uomo, sanciti da un documento scritto, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Quindi che cosa fa Jackson? Vede nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è per i singoli, lo amplia, lo applica a uno spettro molto più ampio che riguarda il comportamento degli stati e dei loro capi. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo regge, individua quelli che sono i comportamenti che violano i diritti naturali dell'uomo. Quindi non è vero che non ci siano delle norme prima, ci sono queste norme. Attenzione, però questo è anche il grande merito di Jackson. Jackson non ha torto Stamer quando dice: guarda che tu però stai inventando qualcosa di nuovo. E lui dice: sì, io voglio inventare qualcosa di nuovo, voglio inventare qualcosa di nuovo per i posteri, voglio fornire una piattaforma tale per cui domani queste violazioni dei diritti elementari, essenziali dell'uomo non si possano commettere più. È vero che sto inventando, e Jackson è anche contento quando Stamer dice: ma tu inventi un po', perché sta creando qualcosa di nuovo, sta creando un diritto internazionale nuovo, in cui certi diritti dell'uomo sono talmente essenziali che non si possono violare. Poi c'è un ultimo punto, è interessante, e investe le risposte che danno i gerarchi quando sono sentiti durante il processo. Ma noi abbiamo eseguito ordini. Abbiamo eseguito ordini legittimi, perché ci sono stati impartiti dal superiore gerarchico. E Jackson dice: no, attenzione, la valutazione sulla legittimità dell'ordine non si lega solo all'aspetto formale, ma anche al contenuto. Cioè non è che se l'ordine, se il mio superiore gerarchico che tale è mi dice uccidi tutti quelli che sono in quest'aula, questo è un ordine legittimo, perché la legittimità dell'ordine investe anche la sua sostanza. E un ordine manifestamente criminoso è un ordine illecito, è un ordine da disattendere. Questo dice Jackson. Al che gli dicono: sì, ma se io non avessi obbedito agli ordini di Hitler mi avrebbe tolto la vita.
è una possibilità di scelta. O ti rendi complice di tutto questo, oppure perdi la vita. Una scelta ce l'hai. Nel momento in cui scegli di stare in vita, evidentemente hai scelto. Hai scelto rispetto a un ordine che comunque non è legittimo, perché il contenuto incide proprio su questo aspetto. Quindi non si poteva dire, ma io ho fatto quello che mi hanno detto di fare. No, no, no. Non abbiamo più tempo, ma come finisce il tutto? Lo svolgimento del processo non è divertentissimo, è molto burocratico, è pesante. I momenti più interessanti sono l'interrogatorio di Göring, che si atteggia a numero 2 di Hitler, è tutto contento di passare come tale, e mette in difficoltà Jackson fino a un certo punto, perché vuole dire ma io non sapevo niente dei campi di sterminio, invece Jackson prova che lui era informatissimo. L'interrogatorio di Hess, che era andato in Inghilterra, poi era tornato, no? Che è avvolto nel mistero perché sia andato in Inghilterra, ma adesso più o meno si sa perché ci è andato. E poi soprattutto la cosa più sconvolgente è l'interrogatorio del comandante di Auschwitz, Höss, niente a che fare con Hess. Höss perché in quel momento per la prima volta vengono trasmesse le immagini dei lager, 20 minuti di immagini girate in parte dai tedeschi stessi, in parte dagli alleati, dopo che hanno entrati nel 1945 nei lager, con i corpi, con le sevizie, e lì qualcuno dei gerarchi piange perché effettivamente si rende conto di averla fatta grossa. È la prima volta che si trasmettono immagini dei campi e questo viene fatto per volontà dell'accusatore sovietico, perché l'URSS ne aveva fatte tante di immagini di questo tipo, e stronca tutti. Dopo questi 20 minuti di immagini, Lorenz scioglie la corte, dice basta, ne abbiamo viste oggi. La condanna non colpisce tutti, colpisce solo 11 di coloro che sono sotto accusa, alcuni sono condannati alla detenzione a vita, l'ultimo che rimarrà in carcere sarà Hess, che morirà poi nell'87, si toglierà la vita. Alcuni sono assolti, e questo susciterà anche delle manifestazioni di disapprovazione in vari paesi, perché l'idea è che la responsabilità fosse di tutti. E con questo chiudo, ma se voi vogliamo tornare sull'immagine di Berlino distrutta, ma di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Non è che in Germania non si siano posti un problema di questo tipo, vi dico, se lo sono posti subito. Un signore che si chiama Karl Jaspers, uno dei massimi filosofi del XX secolo, nel semestre invernale dell'anno accademico 45-46 agli studenti di Heidelberg tiene un corso che si chiama Die Schuldfrage, la questione della colpa, e per primo individua quelle che sono le colpe reali del popolo tedesco. Pensate, questa è un'aula che ha 100 persone, 120, lui ne ha 700 e ha in gran parte dei soldati e dei quadri intermedi delle forze armate, giovani, i quali sia per il freddo sia perché non condividono quello che dice battono i piedi in modo ritmico, e quando lui parla, quindi un clima tesissimo, quando lui spiega la questione della colpa, molte volte questi battono i piedi in segno di dissenso, tanto era tesa la situazione. Ma vedete, in Germania hanno affrontato tutto subito da questo punto di vista, poi non ne sono usciti tanto bene perché hanno chiuso molti occhi rispetto alle responsabilità, ma su questo magari ne parliamo l'anno prossimo. E nel nostro paese noi abbiamo fatto i conti. I conti li abbiamo fatti. Noi una Norimberga nostra non l'abbiamo avuta mai. Noi abbiamo avuto una amnistia per i crimini del fascismo, firmata dal ministro della giustizia, che non è un signore qualsiasi, si chiamava Palmiro Togliatti.
E così noi forse tutti questi conti non li abbiamo fatti. Grazie, arrivederci. Grazie al professore. Forse c'è tempo per una o due domande e ne approfitto per porre attenzione su una cosa. Gli incontri non si svolgeranno sempre qui in questa sala, ma saranno alcuni qui e alcuni in biblioteca. La prossima volta è in biblioteca l'incontro, quindi fate attenzione al programma. Se c'è qualche domanda, che abbia una voce tonale. È vero. Sì, sì, sì. Sì. Certo. Certo. Sì, sì. Certo. Mm? Mm. Mm. Certo, certo. Quella di spezzarla in tanti pezzi. C'è, no, c'è. No, ma io sono d'accordo con lei che la storia non va mai vista in senso unilaterale, ma da tanti punti di vista. Quindi io sono d'accordo con lei e quindi questo libro di Zolo, che si chiama La giustizia dei vincitori, da Norimberga a Baghdad, che è un libro del 2006, io lo suggerisco proprio in questo tipo di ottica, perché ha una visione alternativa, cioè purtroppo il tempo che avevamo era quello che era, ma la sensazione che il processo di Norimberga e tutti quelli che seguono siano i processi dei vincitori a carico dei vinti, e come dirà un giudice indiano nel processo di Tokyo, che è il parallelo del processo di Norimberga ma contro il Giappone, che forse il peggiore crimine è avere perso. Quindi io accolgo pienamente quello che dice sull'esigenza di una visione alternativa e di vedere a 360 gradi anche ciò che rimane un po' in ombra, ma il ruolo dello storico direi che è questo. Il ruolo dello storico è un po' come Cassandra, ci rischia la pelle, ma deve avere il coraggio di dire cose impopolari. Poi magari si discutono, non è detto che siano accolte, però il ruolo dello storico è, secondo me, proprio quello di, se serve, andare contro corrente. Quindi apprezzo il suo punto di vista, apprezzo le cose che ha detto e sono oggetto di studi comunque, quindi grazie. C'era anche... Sì, non ho potuto dirlo, sui altri 12. Gli altri 12 sono stati più tenui, anche perché il metodo era diverso, sono stati fatti davanti a una corte statunitense, l'accusatore era Taylor e sono processi nazionali in sostanza. D'altra parte, ecco, questo volevo dire, l'Unione Sovietica accetta di sottoporsi, far parte del processo di Norimberga e fornire un giudice, purché per i crimini commessi
entro il suo territorio ci sia una corte interna. E questo è importante perché i crimini commessi nel territorio dell'Unione Sovietica erano stati tantissimi, erano stati enormi. La sensazione comunque che anche in Germania poi non è che, perché poi fanno dei processi tra il 49 e il 53, assolvono quasi tutti, li riprendono negli anni 60, all'inizio degli anni 60 con il processo di Francoforte, e approfondiscono un po' di più. La sensazione mia è che la questione della colpa sia stata posta, ma poi la punizione per chi è stato responsabile del nazismo sia stata flebile, perché dobbiamo considerare lo scenario della guerra fredda. Quindi una parte dell'apparato che aveva sostenuto Hitler nella Germania Ovest e in quella Est è stato assorbito e ha fatto comodo così. Ha fatto comodo così. So che non è bellissimo quello che vi dico, ma questo ecco. Vabbè, io credo di dover chiudere perché il direttore mi dice che abbiamo sforato con le tempistiche. Grazie per essere venuti, grazie di tutto e alla prossima. Alla prossima.